Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi nella live splash del vostro Marietto Veneziano. Da come avete visto dal titolo, oggi parleremo di quelle entità negative che ci, non dico ci perseguitano, ma stanno vicino a noi, si aggiungono a noi, convivono con noi, insomma, possono essere presenti, attive o passive, possono essere dormienti o essere attive. Allora noi dobbiamo incominciare a capire che queste entità esistono, che ci hanno fatto fare, ad esempio, delle mosse che non volevamo fare, che ci guidano, che prendono il posto dei santoni, che sembrano quasi angeli colorati, ma nella realtà sono entità negative che sovrastano e guidano la nostra vita, che noi ci crediamo o meno. L'importante è sapere che esistono e sapere che esistono dei piccoli modi per incominciare a allontanarle, dei piccoli esorcismi radiestesici per poter incominciare a allontanare queste entità. Sono proprio degli esorcismi esoterici, semplici, no? Che il vostro marietto e il legata consigliano di fare. Chiaramente se volete poi un consulto a pagamento, sapete come contattarci col numero qui in sovrappressione, sono sempre 20 euro 45 minuti. Ma per quelle persone che sono alle prime armi e si avvicinano per le prime volte alla radiestesia e sentono il bisogno di incominciare a fare pulizia, chiaramente voi se seguite Marietto avete visto molti altri video in cui spiego altri modi, ma questo è proprio un esorcismo radiestesico. Si prende questo circuito, mi raccomando, però prima chiedete al quadrante radiestesico sì e no, se va bene per voi, perché chiaramente non va bene per tutti, non è che esiste un circuito che va bene per tutti. Chiaramente quelli del Marietto sono circuiti standard, generali, poi ci sono i circuiti su richiesta che costano 40-50 euro a cada uno, quelli sono ad hoc, ma questo diciamo che è un circuito praticamente standard che può essere usato da tutti. E qui vediamo appunto questo esorcismo radiestesico molto semplice, in cui voi dovete chiedere alle vostre guide, ai vostri maestri, in fondo, quando voi chiedete ai vostri guide, ai vostri maestri, state chiedendo al vostro sé superiore, al vostro sé superiore di mandare via, prendere le entità negative presenti nel soggetto che metterete qua, nel testimone. Questo è un circuito che serve per allontanare, quindi se voi mettete la foto di qualche vostro parente, amico o di voi stesso che volete pulire, la mettete qua. Chiaramente sarebbe sempre meglio prima usare il disimpegnatore. Il vostro marietto comunque prima di fare questa operazione vi consiglio sempre di utilizzare questo circuito per voi stessi, per avere l'illuminazione o l'aiuto spirituale per eseguire questo, come si suol dire, esorcismo radiestesico. Cioè mettete il vostro testimone qui, così che vi protegga e vi dia le informazioni, l'intuito, la volontà, la gioia, insomma, tutto quello che vi serve per poter poi eseguire al meglio questo esorcismo esoterico. Quindi, fatto questo, lo lasciate decantare almeno 3 giorni, no? Ma come minimo 3 giorni, in realtà bisognerebbe un mese, no? Poi mettete il vostro testimone, la vostra foto, così che prendete il massimo delle forze mercuriali che vi consigliano, poi prendete questo circuito, mettete il testimone, prendete il pendolino, e in senso orario chiedete a voi stessi, alle vostre guide spirituali, chiamatele poi come volete, perché in fondo poi queste guide spirituali è il vostro sé, e cercate di dire al vostro sé o alle vostre guide spirituali, o ai vostri angeli, in fondo poi il nome tanto è, e gli dite alle vostre forze, come volete poi chiamarle, di prendere le entità negative presenti in questo testimone, e di portarle nel regno da dove sono venute, cioè praticamente nel posto da dove sono venuti, di allontanarli, dove devono stare, perché non tornino più a disturbare voi, ad esempio, se siete voi il soggetto, o ad esempio o l'amico, o la suocera, insomma, tutte quelle persone
che sono, secondo chi si prospetta, chi vi dice che ha bisogno di questo esorcismo, e lo fate più volte, chiedete al pendolino col quadrante radiostesico quante volte bisogna farlo e lo fate, lasciate che il pendolino si fermi e quindi di conseguenza il primo esorcismo radiostetico è stato fatto. Per quante volte bisogna farlo? Beh, chiedete sempre al circuito con i numeri, al quadrante radiostesico con i numeri, per quante volte bisogna farlo. Questa è proprio una pulizia eterica delle entità negative che possono essere vicine a una persona. Però vi ricordo che quando entrate, a parte la croce cosmica, dovete utilizzare sempre anche questo circuito almeno un mese prima, così che vi dia le giuste informazioni, la giusta forza per potervi muovere nel modo più corretto, se è per voi questa operazione. Quindi testimone e chiedete al vostro stesso superiore, ai vostri guide, di allontanare le entità negative presenti nel testimone e di riportarle da dove sono venuti, perché non tornino più a disturbare e consigliate queste entità negative di andare verso il loro mondo evoluto, cioè il loro percorso evolutivo, nel senso positivo, chiaramente. Quindi dovete allontanare queste forze negative che vi stanno vicino, che stanno vicino al testimone, di ritornare da dove sono venute e poi di cercare di evolvere. Bene, cari amici, io penso che sia tutto chiaro. Se volete un consulto, sapete che il De Garda e il Marietto veneziano sono sempre disponibili, 20 euro, 45 minuti e seguite sempre il video.